Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi parleremo di una cosa importantissima, come avrete visto nella schermata iniziale, parleremo appunto del subconscio. Perché proprio questo argomento oggi? Molto semplicemente perché mi sono riagganciata a quanto detto ieri nella condivisione riguardo il Sator, dunque alla sigillazione, alla lucchettazione della porta eterica, e ho deciso di spiegarvi perché il subconscio è così importante. Ho accennato qualcosa ieri dicendo che appunto tutto ciò che entra nel subconscio finisce col creare la nostra realtà. Ma cominciamo col definire cos'è il subconscio e perché è così importante. Il subconscio dovete immaginarlo come un grandissimo contenitore ehm, dentro il quale appunto raccogliamo qualsiasi cosa che sia intorno a noi o che venga recepito ma non necessariamente anche processato dalla mente conscia. Cioè il subconscio registra tutto, qualsiasi stimolo sottile, visibile, invisibile, eh, sia dei sensi fisici che dei sensi psichici, mentre la mente conscia è in grado di elaborare molte meno informazioni e soprattutto lavora per schemi, perciò nel momento in cui rileva delle cose va subito a cercare dietro con una rapidità ovviamente impressionante e degna di lode, va a ricercare appunto negli archivi della memoria a cosa è associato o se c'è qualche ricordo, qualche esperienza che si riaggancia con quanto sta registrando in quel momento. E a differenza di questo, invece, il subconscio registra tutto, perfino quello che è dietro di voi. Questo, poi lo spiegherò dopo, è il motivo per cui alcune persone sono in grado di fare cose straordinarie, cose che non hanno una spiegazione razionale. Vediamo dunque che dal punto di vista appunto delle percezioni, il subconscio contiene e registra tutto, in ogni istante di tutti i tempi, in qualsiasi momento in cui noi siamo in un luogo o con delle persone, il subconscio è in grado di registrare qualsiasi cosa. E poi appunto è la mente conscia a fare le deduzioni, percepire le cose che sono più in linea con la sua razionalità, la razionalità di ciascuno di noi. Dal punto di vista spirituale, il subconscio ha una funzione ancora più importante, perché non solo è il bacino di raccolta di tutte le informazioni, perciò tutte quelle che riceviamo dal mondo circostante, ma è il ponte di connessione fra la mente universale, chiamiamola Dio, chiamiamola come vogliamo, regni superiori, qualsiasi sia il nome che riteniamo più opportuno in linea con le nostre convinzioni, dunque il subconscio fa da ponte tra noi e questi regni e la mente universale. Dunque ha una funzione importantissima, proprio perché è il perfetto mediatore fra noi e questa intelligenza superiore e questa mente universale che è onnisciente, onnipervadente, onnipresente. Dunque questo spiega perché e come alcuni personaggi, alcune persone definite chiaroveggenti siano in grado appunto di vedere e capire cose che persone che non hanno questa facoltà sviluppata non riescono a percepire. Cioè loro si agganciano per il tramite del subconscio alla mente universale e attraverso la mente universale ricevono le informazioni proprio per il tramite del subconscio. Dunque ecco che è un ponte in andata e ritorno, non è soltanto in una direzione. Facciamo per esempio, come ho detto prima, anche dietro, l'esempio di persone che sono in grado di leggere da una fotografia
non solo le caratteristiche o i pensieri della persona in quel momento, quello che stava vivendo, cosa pensava, cosa sentiva, il momento prima della foto, il momento dopo, cioè cosa succedeva prima, cosa succedeva dopo. Sono in grado di parlare anche di chi ha scattato la foto. Queste sono cose reali e sono cose che con un esercizio, una dedizione assoluti, possono essere sviluppate anche da chi non ha già queste facoltà attive, diciamo così, ma soltanto latenti come potenziale e che è un potenziale che hanno tutti. Allora noi cominciamo a mettere a fuoco quanto sia importante attenzionare ciò che entra nel subconscio. Per questo, punto primo, la sigillazione del subconscio per il tramite del Sator è importantissimo. Ma in che altro modo possiamo utilizzare il subconscio nel nostro percorso di crescita? Come ho già detto e come ripeto volentieri anche in questa pillola, è importantissimo attraverso l'autoanalisi, l'auto-osservazione, ma anche attraverso altri strumenti come possono essere ad esempio l'astrologia antica, rilevare quali sono le nostre problematiche e da quali componenti del nostro carattere, da quali influssi, da quali meccanismi vengono stimolate queste reazioni. Scriverle, cercare di associarle all'elemento, questo è stata una cosa che abbiamo detto e tra l'altro ho fatto anche un video apposta per distinguere quali sono le caratteristiche collegate ai singoli elementi. Fatto dunque questo lavoro molto molto importante, avremo già un quadro delle cose su cui intervenire. Ma come interveniamo? Con il subconscio, con la programmazione del subconscio. Programmare il subconscio non è semplicissimo, ma non è impossibile. Tutto ciò che viene richiesto è costanza, una o più frasi, ma si comincia sempre con una frase alla volta, che possano appunto scriversi dentro di noi. Dunque, così come abbiamo visto essere tanto semplice per i dominatori di questo mondo inculcare dentro di noi stimoli, bisogni o schemi di vita o modelli di vita o di comportamento dentro di noi, così possiamo sfruttare questi stessi canali, queste stesse metodologie per correggerci e per appunto progredire nel nostro percorso spirituale. Intanto dobbiamo aprire il dialogo e la collaborazione col nostro subconscio, pertanto sceglieremo una frase che ci permetta appunto di dichiarare ogni giorno quanto il nostro subconscio sia importante per noi come mezzo di correzione e come noi ci affidiamo alla sua guida, per il semplice fatto che il subconscio riceve a sua volta dalla mente universale. Perciò potremmo usare una frase tipo mi affido al mio subconscio che mi guida giorno per giorno grazie alle indicazioni della mente universale. Questo potrebbe essere una frase breve, concisa, chiara, che ripetuta quotidianamente dà un comando chiaro al subconscio, cioè di fare esattamente questo, di guidarci in modo sicuro grazie anche alle indicazioni della mente universale. È un atto di fiducia e di fede che noi diamo al mondo fuori di noi, alla mente universale, di parlarci attraverso il subconscio ed è un riconoscimento al nostro subconscio della sua funzione spirituale principale, cioè quello di farci da connessione. Perché dunque questa cosa funzioni, dovremo farla ripetendola. È stato detto, sicuramente l'avrete sentito, che una quotidianità, una ripetizione di almeno 21 giorni è ottimale per scrivere qualcosa dentro di noi. Dunque noi faremo questa cosa molto semplice.
intanto teniamo a mente quali sono i momenti in cui il subconscio è più ricettivo rispetto ad altri momenti della giornata. E questi momenti sono a ridosso del risveglio mattutino e dell'addormentamento la sera, comunque anche in momenti in cui autoinduciamo in noi uno stato di estremo rilassamento, cioè dobbiamo raggiungere quel torpore nel quale la mente vigile comincia a mollare la presa, ma non siamo ancora così scivolati nel sonno da non essere consapevoli dei nostri pensieri. Lo avete sicuramente sperimentato tutti, perché è quel momento di torpore in cui comunque pensiamo, e in quel momento la mente vigile, la mente cosciente, non è in grado di opporre resistenza, perciò tutto quello che noi ci raccontiamo in quei momenti diventa un nostro bagaglio nel subconscio. Come ho detto, appunto, sfrutteremo questi momenti molto importanti. Potremo farlo, come insegna Bardon, con una catenella, ehm, una mala, oppure qualsiasi altro strumento che abbia per esempio un cordino con dei nodi che possiamo sgranare, anche un rosario, qualsiasi cosa ne possiamo sgranare per avere un minimo di ripetizioni sicure prima appunto di scivolare nel sonno o di svegliarci completamente. Oppure potremmo usare le dita, ma andrà benissimo lo stesso. È chiaro che proprio per una questione anche diciamo di simbologia numerica è opportuno utilizzare i multipli di 7, per questo 21, proprio perché 7 è il numero della realizzazione spirituale e della conoscenza spirituale. È un numero molto bello, dunque 7, poi per 3, che 3 sappiamo che è l'unione fra maschile, femminile e spirito, dunque il trio perfetto in assoluto, e abbiamo così anche il sostegno di una simbologia numerica molto forte. A questo punto noi faremo questa ripetizione per almeno 21 giorni, e più la faremo, ripeto, si potrà anche autoindurre questo stato di rilassamento magari nel, nella pratica meditativa a metà pomeriggio, oppure subito dopo pranzo se qualcuno si appisola un pochino. Potremmo sfruttare insomma tutti i momenti buoni per raggiungere i nostri obiettivi. Intanto, preparando il subconscio, come ho detto con questa frase, quando sarà attiva e aperta in modo consapevole questa collaborazione, potremo inserire dentro il nostro subconscio moltissime altre convinzioni, moltissime altre cose che andranno a correggere proprio gli aspetti che avremo indagato e scoperto di noi. Vi ringrazio per avermi ascoltato fin qui, sicuramente continueremo a parlare della programmazione del subconscio, perché è una cosa straordinariamente importante, e vedremo in che altri modi utilizzarla. Vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione, vi ringrazio per la vostra partecipazione, vi ringrazio per il vostro sostegno, iscrivetevi e commentate, sono ben lieta di vedere la vostra partecipazione e di rispondervi. Un grandissimo abbraccio dalla vostra Hildegarda, alla prossima!